Il contadino si vede arrivare una macchina nel cortile, scende uno. Buongiorno, mi scusi, no, sono venuto qui perché tutto il paese mormora che lei è il miglior maiale di tutta la borgata. Ma è lei? Sì, sì, sono io. Me lo porta a far vedere. Ma certo, venga. Ah, che bel maiale, bello grosso, complimenti. Ma cosa le dà da mangiare a questo maiale? Ah, guardi, questo maiale mangia pietre, chiodi, tutte le peggio porcherie e mangia di tutto, immondizie. Ah, quel maiale. Ah, certo, certo. Protezioni animali, 1 milione di lire, verbale. Mamma mia, 1 milione di lire, prende e se ne va, questo qui, fatto il verbale. Dopo alcuni giorni scende un'altra macchina per questa via dal contadino, entra nel cortile. Buongiorno, ho saputo che lei ha un bel maiale, tutti ne parlano qui, mormorano, tutto il paese. Ma è lei? Sì, sì, sono io quello del maiale. Me lo fa vedere? Ma certo, venga, venga. Ah, complimenti, che bel maiale, bello grosso. Ma cosa le dà da mangiare a questo maiale? Ah, guardi, il mio maiale mangia primo, secondo, contorno, dolce, frutta, caffè. Quello che mangio io mangia lui, pesce, branzino. Ah, tutto questo certamente fa fame nel mondo. Lei al maiale gli dà queste cose e la gente che muore di fame, 1 milione di verbale, 1 milione di lire. Mamma mia, nel giro di pochi giorni un altro 1 milione di lire di verbale. Tutto tranquillo, tutto tace, passa una settimana, arriva un'altra macchina ancora. Buongiorno, buongiorno. No, tutto il paese qui parla, mormora, tutti che parlano, che dicono che lei è il miglior maiale di tutta la borgata. Ma è lei? Certo, sono io. Me lo fa vedere, ma certo, venga. Ah, complimenti, ma è proprio vero. Che bel maiale. Ma cosa le dà da mangiare a questo maiale? Guardi, io tutte le mattine gli do 10.000 lire e lui va a prendersi quello che vuole.